a Conegliano è arrivata una delegazione di Chiari per prendere spunto dal progetto di questo nuovo forno crematorio. Quali sono gli elementi di novità che hanno attirato questa delegazione? Allora, credo che tra gli elementi più importanti che abbiano attirato questa delegazione sia innanzitutto l'immagine che la nostra azienda Veritas ha sul territorio, ma non da meno anche la qualità del servizio che rendiamo al territorio, qualità del servizio che va a prendere anche tutti quelli che sono gli aspetti di un buon rapporto con le imprese, con i dolenti e non per ultimo anche tempi di risposta a quelle che sono le richieste molto molto veloci. Abbiamo tempi di attesa per la cremazione di un giorno, quindi un conferimento che avviene lunedì, il martedì massimo avviene la cremazione, quindi l'impresa ha disponibilità al ritiro delle ceneri già per lo stesso giorno o il mercoledì, quindi siamo molto molto veloci. E poi Veritas gestisce nel Veneto 3 impianti degli 8 presenti, quindi siamo una realtà molto radicata sul territorio con un volume di cremazioni che ci mette tra i primi 10 impianti d'Italia. Tra gli altri aspetti poi ci sono anche quelli che si tratta di un impianto di recente progettazione e di recente realizzazione, perché l'impianto è stato inaugurato il 1° luglio del 2020 e con una progettualità che è andata fortunatamente di pari passo con il gestore. Questa è una cosa da non sottovalutare, il fatto che il progetto venga condiviso già con il gestore per rendere una struttura sia accogliente per quanto riguarda il servizio cui deve rispondere, ma dall'altro lato una struttura che deve essere anche efficiente per i servizi che ci vengono svolti da un punto di vista dell'operatività. Questo credo che siano uno degli elementi che hanno spinto questa delegazione a venire a visitare il nostro impianto. Non per ultimo anche insomma, una tecnologia all'avanguardia con sistemi di controllo e monitoraggio delle emissioni al passo con quelle che sono le richieste insomma, normative. Abbiamo avuto altre visite nel corso sia del 2020 ma anche di quest'anno. Oltre alla delegazione di Chiari abbiamo avuto la visita di un pool di imprese che sono interessate a proporre una sorta di partenariato pubblico per la nuova area crematoria di Marghera. Impianto che stiamo gestendo per conto del Comune di Venezia, ma c'è in progetto la realizzazione di una nuova area crematoria al passo diciamo, con quello che è le necessità crescenti della cremazione in Italia, che dal 2013 è quasi che raddoppiata, cioè la scelta della cremazione sta veramente crescendo in maniera considerevole, così come anche gli impianti che sono passati da 53 impianti nel 2010 a 85 impianti nel 2020, quindi c'è veramente una crescita della cremazione dovuta a un cambio culturale ed altri fattori insomma, che fanno propendere i dolenti per far cremare il proprio caro. Con la delegazione di Chiari o comunque con altre realtà avete in programma o c'è in cantiere qualche forma di sinergia particolare? Per quanto riguarda la delegazione di Chiari, è molto difficile andare a fare sinergie, soprattutto per un discorso logistico. Insomma, la distanza tra i due poli crematori è considerevole, quindi assolutamente no. Per quanto riguarda altre sinergie, abbiamo avuto nel corso di quest'anno la visita di una delegazione politica di un comune del nord-est che è venuta a visionare il nostro impianto proprio perché è interessata a valutare l'inserimento di una nuova area crematoria sul proprio territorio. Ricordo che in Veneto gli impianti in funzione sono 8 su 14 previsti dal piano regionale di coordinamento, che è un
una delibera del Consiglio regionale del Veneto del 2019 che ha preso in mano dopo diversi anni la legge 130 del 2001 sulla cremazione, e questo piano di coordinamento prevede sul territorio veneto 14 impianti. Uno tra questi dovrebbe essere realizzato nel nord-est, quindi possiamo dire nell'area del Portogruarese. E proprio una delegazione di quella zona è venuta a visionare il nostro impianto ed è rimasta veramente soddisfatta, come dicevo prima, sia dal punto di vista architettonico ma da come anche viene gestito tutto il servizio. C'è qualche dato particolare o comunque di rilievo che ritiene opportuno segnalare? Allora, come ho detto rispondendo alla prima domanda, allora, la cremazione in Italia è raddoppiata negli ultimi 5 anni. I numeri sono considerevoli, cioè in Italia parliamo di quasi 260.000 cremazioni di salme in immediatezza di decesso. Nel nord Italia siamo arrivate a percentuali del 63%, poi il centro Italia, il sud e le isole stanno comunque anche loro aumentando le percentuali di cremazioni con numeri sempre crescenti. Per quanto riguarda il Veneto, i numeri rispetto al 2019, abbiamo il saldo 2020, il 2021 ancora è un po' presto, nonostante il fatto che le statistiche di mortalità dovute all'emergenza Covid hanno un po' cambiato diciamo quello che erano le medie su cui si faceva storia negli anni. In Veneto le cremazioni sono aumentate del 6% rispetto al 2019, quindi dato 2020. Veritas nei 3 impianti l'anno scorso ha fatto oltre 7.200 cremazioni e quest'anno i numeri saranno leggermente inferiori proprio perché, come dicevo, l'ondata Covid ha fatto veramente la differenza, però comunque siamo sempre su numeri molto molto interessanti che confermano la crescita della cremazione come la volontà dei dolenti per i propri cari, insomma.